Paolo è un patrimonio che appartiene a tutti i sardi e chi gli è stato amico ha soprattutto il dovere di custodire la sua memoria. E questo si può fare con operazioni anche come quelle di Villanova Monteleone, di stasera ad Zara, quella di domenica prossima a Silanus. Ed è bello ricordare questi tre paesi perché i paesi dell'interno sono le ultime sentinelle della nostra identità, che era un tema carissimo a Paolo Pilonca, che in tutta la sua vita professionale, non dimentichiamo che Paolo è stato un grandissimo giornalista, oltre che studioso del Cantador Zabolo, ma lui ha scritto molte cose sull'ambiente, ha scritto molte cose, intanto ha ricostruito la storia del canto a poesia che è, lo ha proiettato in un universo importante. Chi deve studiare non solo in Sardegna il canto a poesia deve per forza di cose passare attraverso i libri di Paolo. Paolo però non dobbiamo dimenticarlo, come dicevo prima, è stato un grande giornalista. E perché è stato un grande giornalista? Perché lui è andato oltre. Intanto ha raccontato i fatti il giornalista deve raccontare quando accadono. Lui è andato oltre, perché ha cercato di raccontare una Sardegna sotto traccia, una Sardegna nascosta, che quasi mai trova alla ribalta dei giornali. Invece lui ha fatto operazioni di questo tipo. E perché le ha fatte? Perché lui diceva che l'obbligo del giornalista, il dovere del giornalista è anche quello di raccontare le cose belle. E nei nostri piccoli paesi di cose belle ce ne sono tante, e basta soltanto cercarle. Io ricordo le pagine che facevano sulla Nuova Sardegna alternandosi con Giacomo Mameli, quando riempivano una pagina intera di una storia, con interviste, che sono le operazioni, badate, che fa il Corriere della Sera in questi giorni. E dico che va letto Paolo, i suoi libri vanno letti perché la sua scrittura è altissima, bella, raffinata. Anche per queste ragioni Paolo è molto attuale ancora oggi.